Faccio un po' da moderatore di questa seconda parte della mattinata. Il tema è, come si può vedere, un problema storico-storiografico, la nazione e le nazioni tra il 1840 e il 1860. Apparentemente sembra un tema strano, magari che esula dal contesto generale. In verità credo che questa discussione aprirà una serie di riflessioni, perché il tema fondamentale di questo convegno è comunque il Tommaseo e il popolare, la dimensione del popolo e la dimensione popolare. Credo che sia una questione anche attuale, perché dal popolare si giunge anche al populismo, quindi vedremo come andrà avanti la discussione e sappiamo in quale situazione ci troviamo. Dunque io darò la parola al professor Bruni per una breve introduzione e poi faremo un giro di riflessioni sul tema nazioni. Siamo in un periodo 1840-1860, di mezzo c'è il 1848, anticipo che c'erano tante opzioni in senso nazionale, non solo quella chiaramente risorgimentale, uscirà fuori credo da questa discussione, ma lascio la parola al professore e poi facciamo un giro tra i vari relatori. Adesso dunque la parola al professor Francesco Bruni come per un'introduzione. Beh, intanto due parole di presentazione. Intanto manca Pierluigi Ballini che ha avuto un lieve malessere, una cosa non grave, che però lo ha costretto a letto e quindi è molto dispiaciuto, come lo sono anch'io, chi lo conosce, della sua assenza. Invece gli altri sono presenti. Emanuele Cutinelli Rendina è un italianista che dirige il programma di italiano nella prestigiosa Università di Strasburgo, nel cuore dell'Europa che ci fa un po' penare, per colpa nostra si capisce, e anche per colpa dell'Europa, ma lasciamo perdere. Cutinelli Rendina è autore del miglior libro a me noto su Guicciardini, dove in uno spazio non lungo si racconta l'essenziale di questo grande storico e politico. E poi è studioso noto per Machiavelli, lavora a una enciclopedia machiavelliana o machiavellica o su Machiavelli, non lo so che... Machiavelliana, perché machiavelliana è, sì, se no machiavellica evoca sinistre associazioni, che tanto saranno lo stesso presenti, insomma, alla mente. Ed ha interessi di storiografia particolarmente legata, per quello che so, a Croce. Stefano De Luca insegna a Suor Orsola Benincasa di Napoli, storia moderna, credo. Storia delle dottrine politiche. Ah, anche a Suor Orsola. Sì. Storia delle idee dei movimenti politici, ma insomma la sostanza è quella. E poi alla Sapienza, storia delle dottrine politiche, e si occupa del periodo dalla fine del Settecento al 1830, con particolare interesse all'Italia e alla Francia e a Beniamino Constant, e poi si è occupato della vituperata categoria dei moderati dell'Ottocento, senza aggiungere nuovi vituperi, ma cercando di rileggerla. Roberto Pertici, che è professore a Bergamo, di Viareggio 6 mi pare, e dico che è di Viareggio perché lui è studioso di molti interessi,
ha scritto un grosso volume, tra l'altro, su Chiesa e Stato in Italia dal 1914 al 1984, con il Mulino. Poi si occupa di storia del liberalismo, ma anche ha fatto dei lavori, a me solo in parte noti, sul 1968, e poi, avendo letto qualche cosa di suo, ho incontrato nei miei studi, Viareggio è vicino alla Lunigiana, quella subregione tra Toscana e Liguria, e lui mi pare che lui insegna storia contemporanea, ma mi pare che della Lunigiana sappia tutto, dalle remote origini, credo, non lo so se gli sto... passo in treno 2 volte alla settimana. E quindi ha imparato tutto, benissimo, quindi è solo merito di Trenitalia, insomma, ecco, va bene. E poi Egidio Ivetic, Padova, storia moderna, si è occupato, essendo così per motivi biografici e culturali, padrone culturalmente, si capisce, delle 2 sponde dell'Adriatico, si è occupato, conosce la cultura italiana e quella slava, si è occupato della crisi della Jugoslavia, della ex Jugoslavia, delle guerre balcaniche, è uno storico molto attivo. Io ho insegnato storia della lingua italiana. Bene, allora, come dal popolo al populismo, diceva detto Ivetic, e non pensavo che mi ha dato... Io ho l'impressione, che non ho misurato su basi statistiche, anche perché non pensavo di accennare, che il popolo veramente è oggi scomparso. Non c'è più il popolo nel nostro linguaggio, non c'è più la parola, si dice solo, prima si diceva la gente, una decina d'anni fa, adesso ci sono solo le persone, perché la persona è di genere grammaticale femminile e non definisce e non distingue gli uomini e le donne o le donne e gli uomini. Ma questa è una considerazione molto così en passant, che va poi anche verificata. Scusatemi. Allora, concetto e mito del popolo, concetto e mito della letteratura popolare. Carla Marcato ha appena menzionato il fatto che Dal Medico era un ebreo, e la cosa non è del tutto casuale, perché Pertici sa più di me di Tommaseo e gli ebrei, si sa come Tommaseo abbia liberalizzato gli ebrei durante i brevi mesi della Repubblica di Venezia, no? Poi il concetto della nazione, altra parola che spesso è stata ritenuta una parolaccia, perché compromessa dai nazionalismi aggressivi che hanno portato a cancellare la parola nazione. Però nel caso di Tommaseo, come in quello di Mazzini, non andavano d'accordo i due, però su questo coincidono, la nazione è anche plurale, le nazioni. Tommaseo e Mazzini, per vie diverse, entrambi scoprono la trascurata, nella nostra tradizione, in parte trascurata almeno, Europa slava. Entrambi pongono precocissimamente, negli anni 30, il problema delle nazionalità, comprese quelle slave. E poi, tema caro particolarmente a Ivetic, che il Mediterraneo, Tommaseo come autore mediterraneo, come i canti corsi e greci dimostrano, e i lirici e perfino toscani. Ecco, io mi limito a ricordare il lavoro storiografico recente che si è fatto sull'Ottocento, perché insomma qui con Tommaseo il problema è che non si sa che etichetta attaccargli. Naturalmente la risposta è facile, non bisogna attaccare nessuna etichetta né a Dante né a
a Shakespeare né ad altri autori. Però non è così che funziona il lavoro accademico, purtroppo. Il canone storiografico pesa molto, viene ripetuto. Ieri la Valduga ha detto che ripetiamo cose di 200 anni fa e io purtroppo sono d'accordo, in molti casi non ce ne accorgiamo, il che non depone a favore del nostro spirito critico, ma avviene esattamente questo, si ripete meccanicamente un sapere che è molto vecchio e andrebbe rivisto. Io sarei a favore di un serio revisionismo storico che peraltro in vari campi è stato avviato da tempo. Allora il problema, se posso cominciare e poi mi taccio, riguarda la storiografia letteraria ma anche la storiografia tout court. Sono andato in cerca di alcuni amici e colleghi che non sono né linguisti, sono linguisti letterati, ma anche storici. Perché questo Tommaseo, secondo me, potrebbe essere una via proficua per rivedere certi giudizi e pregiudizi che insomma ripetiamo da troppo tempo, e Tommaseo può essere una via a fare un sano revisionismo, a esercitare quello spirito critico che io sempre ricordo, perché oggi è una parola che quando ero giovane, 1000 anni fa, ci insegnavano come un dover essere e che invece adesso nessuno, proprio è una locuzione, spirito critico, che non sento mai. Vabbè, a parte la cosa potrebbe anche, insomma, la storia dei modi di dire è dinamica e quindi, però insomma mi piace ripescare questo vecchio motto dello spirito critico. Tommaseo è un personaggio scomodo, è un bastian contrario, e questo si lega a una personalità assai complessa e affascinante. Ma qui credo che siamo invitati a parlare del suo apporto in tanti campi che, se dovessimo spezzettarli nelle specializzazioni dell'università odierna, che la specializzazione è necessaria ma è anche un male, dovremmo dire un pezzettino di Tommaseo sta nella casella della letteratura italiana, un pezzettino in quella delle dottrine politiche, un pezzettino in quella della storia della lingua, essendo autore di 2 bellissimi dizionari, e via dicendo, nella letteratura, nell'antropologia e nel folklore e in chissà quante altre caselle. E invece dobbiamo vedere di arrivare alla unità e alla articolazione di questo apporto così importante del Tommaseo in un quadro molto vivace dal punto di vista letterario, così come non meno intellettuale. Bene, allora, dopo aver confuso un po' le idee, che è il compito mio, no? Insomma, io devo confondere tutto, e darei la parola, come mi è stato imposto, ma lo faccio volentieri, ad Emanuele Cutinelli Rendina. Grazie, e naturalmente preciso che la precedenza o la preminenza è solo quella dell'ordine alfabetico. Anche la mia. E naturalmente ringrazio per l'invito a partecipare a questa tavola rotonda. Io che, come lo avrete capito e come la fin troppo lusinghiera presentazione di Francesco Bruni ha lasciato trasparire, non sono uno specialista di Tommaseo, non sono uno studioso che si è particolarmente consacrato al contesto storico, al periodo, sono piuttosto uno studioso di prosa storiografica, trattatistica, memorialistica dell'umanesimo e del Rinascimento. Dunque le osservazioni, le considerazioni che sentirete sono quelle di un lettore appassionato e curioso, ma non certo di uno specialista.
Posso tuttavia aggiungere che da alcuni anni, soprattutto grazie agli stimoli e alle sollecitazioni di Stefano De Luca, da alcuni anni a Napoli abbiamo avviato una consuetudine di seminari su grandi testi storiografici, trattatistici, politici della nostra tradizione del XIX secolo. Ricordo in particolare un bel seminario diretto da De Luca sul primato di Gioberti e sulle speranze del Balbo, a cui partecipai 2 o 3 anni fa. Ed è un'esperienza che in qualche modo, quella di oggi, almeno per me, la inoltra, la continua. Dunque, osservazioni in qualche modo delle quali mi scuserete se c'è una certa superficialità e rapsodicità in quel che dirò. Francesco Bruni ha sottolineato come Tommaseo sia un autore non sistemabile, ecco, nei canoni della storiografia convenzionale, ancor meno evidentemente nelle caselle delle specializzazioni accademiche. Non lo è soprattutto perché è un autore che ha toccato così tanti settori e generi e ogni volta con autentica originalità, che è impossibile, o perlomeno assai difficile, abbracciarlo con una considerazione sintetica e panoramica e autenticamente competente. In tal senso il pur assai acuto ritratto di Gianfranco Contini, da cui ammetto che ho ripreso le mie modeste letture tommaseiane circa un anno fa, ecco, quel pur assai acuto ritratto mi appare assai sbilenco, per la verità, tutto così sbilanciato com'è sul diario intimo, che certo in quegli anni era la novità maggiore, ma oggi mi sembra limitato. La questione che mi sono posto, sollecitato evidentemente dal temario di questa tavola rotonda, è la questione che è al centro della tavola rotonda, ma anche di questo, in qualche modo, è un tema cruciale per questo autore, è quello del tema della nazione. Ma in maniera preliminare ho cercato di reperire nei testi tommaseiani qualche elemento che fosse preliminare a questa riflessione sulla nazione, cioè in sostanza un esplicito pensiero politico. Intendo dire di un vero e proprio pensiero strutturato e consapevole che superi, o meglio che faccia da premessa, alle singole prese di posizione, alle molte polemiche, al profluvio in qualche modo di interventi contingenti che costellano la carriera di Tommaseo. È questione che pongo, quella del pensiero politico, rimanendo per mio conto esitante quanto alla risposta, ossia all'esistenza stessa dell'oggetto, poiché se certo a monte e a valle dell'Italia, che è il suo testo più fuso, più compiuto, più organico, ecco, non mancano pagine e testi squisitamente politici, come per esempio, e tra i maggiori, Rome e Le Monde, ecco, però si direbbe che per lo più siano testi di diretto intervento, sempre suscitati da un qualche evento contingente. E non di meno il lettore non tarda ad accorgersi, per altro verso, che sono testi sempre sorretti da un'ispirazione costante e coerente, da un centro saldamente posseduto, che ha ovviamente questo centro, al suo centro di questo centro, la fede cristiana, saldissima, e dunque la convinzione costantemente ribadita che non c'è libertà fuori dall'insegnamento consegnato alla parola di Cristo, così come specularmente questa è intrinsecamente parola di libertà. Ma pure il suo pensiero non si esaurisce in tale convinzione, essendo senza dubbio nutrito di una larga esperienza intellettuale. Se nel dell'Italia si citano e si utilizzano classici, penso a Machiavelli, Hobbes, tra gli altri,
Nel diario si trovano registrate letture niente affatto ovvie di teorici della politica e dello Stato, come per esempio Jean Bodin. Ma certo dà da pensare, quanto all'esistenza di un'organica riflessione sulla politica e le sue forme istituzionali, dà da pensare, dicevo, una annotazione nel diario del 5 gennaio 1852, dunque a Corfù, ben a valle cronologicamente non solo dell'Italia, ma anche di Rome e Le Monde. Un'osservazione, un'annotazione che desidero leggervi perché credo che sia assai significativa. Scrive quel giorno: «Veggo che sulle forme di governo avrei idee già notate da fare trattato più pieno e perciò più vero che quello del Montesquieu». Cioè Tommaseo sente in qualche modo di poter concorrere, diciamo così, con una riflessione organica e strutturata sulla politica da mettere a petto e addirittura sorpassare quella del Montesquieu. Questo per dire che se non c'è traccia, almeno nell'edito e per quanto ne sappia io, di qualche cosa che abbia l'aspetto di un'organica riflessione sulle forme della politica, tuttavia, almeno in maniera implicita, le molte pagine che anche dopo il 1848 Tommaseo dedicò ai temi della nazione e del popolo si iscrivono sicuramente non solo in un commosso sentire politico e civile, nonché in una salda fede religiosa, ma anche in una consapevole riflessione teorica condotta a contatto con i grandi classici della tradizione. Sottolineo questa annotazione del diario perché certo a prima vista Tommaseo appare, e per molti versi effettivamente è, un pensatore o qualcuno che riflette sulla politica non tanto attratto dalle forme dello Stato, ma attratto piuttosto da quelle identità mobili e inquiete che sono le nazioni e che sono non di meno tali, ossia identità, o per usare un lessico che non è quello idealistico, ma piuttosto il suo di Tommaseo, che sono indoli. Ecco, attratto dalle nazioni piuttosto che non dallo Stato e dalle sue forme e dai vari tipi di governo. Avevo selezionato almeno un paio di passi dell'Italia che dessero la percezione di questa valorizzazione della nazione rispetto alle forme dello Stato. Mi sono sbagliato nel portare i libri qui, ho preso piuttosto, o meglio mia figlia mi ha preso piuttosto quelli del secondo esilio, scorrendoli comunque ho trovato qualche cosa che fa al caso mio, che dà il polso di questo sentire di Tommaseo, uno dei tanti scritti, siamo nel terzo volume, quindi siamo nei pieni anni 50, tornato a Torino, dove appunto la discussione riguarda i programmi, riguarda le forme del governo, eccetera, eccetera. Osserva spazientito in seno a un discorso più lungo il Tommaseo: sarebbe in verità oramai tempo d'accorgersi di quel che valgono i cosiddetti programmi e le forme di governo da sé, non nutrite di tradizioni e di consuetudini e di costumi. Non si fabbrica a mano né aristocrazia né repubblica, non si stampano statuti nelle anime come in carta, non si tesse cucendo. Magnifico, non si tesse cucendo. Insomma, mi pare indubitabile che in Tommaseo la nazione precede e prevale sempre sullo Stato e le sue forme. E sicuramente al dalmata mancava la fiducia tipica dell'uomo di formazione
giuridico-amministrativa e anche del teorico della politica, mancava la fiducia, dicevo, nella capacità della compagine statale di forgiare la nazione. In tal senso l'esperienza francese, ossia di una realtà politica in cui la vita ormai semimillenaria dello Stato aveva forgiato la nazione, magari schiacciando le lingue periferiche, ecco, in tal senso l'esperienza francese non gli fu parlante in questa direzione, cioè della precedenza dello Stato sulla nazione. Anche la sua stessa acuta sensibilità geopolitica, di cui abbiamo sentito qualche cenno, che era stata poi in parte il frutto della sua tormentata biografia, lo conduceva a dare la prevalenza e la precedenza all'elemento nazionale piuttosto che a quello della costruzione giuridica istituzionale dello Stato. Lo portava cioè a quella visione plurale di nazionalità non aggressive, fondate sul popolo e la vita civile, e cito ovviamente delle osservazioni di Francesco Bruni in quella introduzione alle scintille, che è in realtà un compiuto ritratto civile e intellettuale di Tommaseo. È un'introduzione dalla quale mi piace anche prelevare, tra il tanto che ci sarebbe da sottolineare, la sottolineatura di una diversa intuizione geografica e direi valoriale dell'Europa, quale viene delineandosi in Tommaseo. Un'intuizione o un'idea dell'Europa, qualche cosa l'abbiamo già sentita, ecco, che abbandona o comunque va oltre l'opposizione tra nord e mezzogiorno, a cui era giunta la cultura tardo-illuministica e romantica, basti pensare a Madame de Staël o agli Schlegel. È un'intuizione o un'idea dell'Europa che accoglie e articola meglio tanto il Mediterraneo occidentale quanto quello balcanico e ionico. Nelle linee guida o nel temario che offre spunti per questa tavola rotonda e redatto a quattro mani da Egidio Ivecic e da Francesco Bruni, si sottolinea la singolarità del Tommaseo anche nel panorama che fu il suo e tra coloro che più gli furono prossimi. Per mio conto non posso che insistere su questo registro dopo una larga messe di letture tommaseiane, anche se evidentemente non esaustive. Ma direi che vada sottolineata anche la precocità in seno alla cultura dell'epoca, della sua posizione e del suo testo più organico, di quel dell'Italia che precede e non di poco tanto il più fortunato primato del Gioberti quanto altri testi politici coevi, appunto le speranze del Balbo. E dunque, per riprendere i termini del temario e per confermarli ad unguem e per avviarmi quindi a concludere queste frammentarie osservazioni, Tommaseo cattolico sì, ma non certo moderato, e non solo perché il suo registro espressivo sia così spesso tanto appassionato e reciso, ma soprattutto perché del moderatismo, mi sembra, a Tommaseo manca del tutto il tratto fondamentale, che è quello della mediazione istituzionale tra le diverse esigenze, le diverse forze presenti nel quadro politico. Neoguelfo, ma direi proprio di no, e strutturalmente, ossia non solo per le polemiche contingenti che dirige a elementi del clero, per la severità con cui parlò di Gregorio XVI, per lo sfavore stesso con cui considerava l'esistenza di uno Stato territoriale pontificio, ma ancor più e soprattutto perché Tommaseo, se non mi sbaglio, non sa trovare un ruolo e una funzione al papato nello svolgimento politico, e ovviamente sottolineo politico, della nazione italiana. Ancora, volendo declinare questa doppia scala di opposizioni, uomo con qualche riflesso e pulsione giacobina, basti pensare alla viscerale antipatia nei confronti delle aristocrazie di Ancien Régime e alla mancata preoccupazione, mi sembra, di includere nel quadro
di ciò che egli considera tradizione, queste aristocrazie, d'accordo, ma per un altro verso profondamente avverso a qualsiasi tipo di azione rivoluzionaria, per non dire delle logiche che considerava sterili e velleitarie delle congiure. E infine pensatore e ammiratore e amorevole raccoglitore delle tradizioni, ma mai con l'atteggiamento mentale dell'adoratore del già fatto e del già accaduto, come era nei grandi tradizionalisti francesi suoi contemporanei o di una generazione prima, ma continuamente preoccupato Tommaseo di un'educazione perpetua e progressiva del popolo che facesse crescere la nazione su se medesima, senza rinnegare né le molteplici radici né la speranza di un diverso e migliore avvenire. Ecco qui alcune osservazioni che un lettore assolutamente incompetente di questo autore può trarre pensandolo alla luce del pensiero politico. E ridò la parola. Bene, si vede che è vero che hai studiato Machiavelli e Guicciardini, insomma. Questo lo ammetti, lo confessi. Un po'. Quindi dice Cutinelli, tra l'altro, cattolico non moderato, cattolico non moderato, cattolico liberale, Stefano De Luca. Allora, grazie. Anch'io ringrazio naturalmente l'Istituto Veneto, in particolare il professor Bruni, per questo gradito invito. Il professor Bruni sa che io pendolo tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, quindi sono molto felice di essere nella Serenissima Repubblica. Dunque, io mi ero preparato ovviamente più o meno uno schema, mi sono stato subito spiazzato perché mi è stata rivolta una domanda alla quale cercherò in qualche modo di rispondere. La prima cosa che vorrei dire è che la mia impressione, anch'io sono, come dire, parzialmente incompetente sul tema, diciamo, la mia impressione è che in qualche modo Tommaseo sia a monte e a valle di quel grandissimo dibattito che c'è sulla nazione in Italia negli anni 40. Il primo grande dibattito pubblico nel senso non semplicemente dell'uso in pubblico della propria ragione, perché questo era già stato fatto nel 1796, ma pubblico nel senso di seguito da un largo pubblico, il primo grande dibattito pubblico su che cos'è l'Italia, su quale futuro possa avere l'Italia, avviene negli anni 40. Perché è un grande dibattito? Perché ha un grande seguito. Il libro, uno dei libri più celebri, quello che in qualche modo, fa il detonatore, è il primato di Gioberti. Il primato di Gioberti, come è noto, fu stampato, e ristampato per un totale di 80.000 copie. Nessuno di noi a questo tavolo oserebbe mai pensare che un proprio libro venda 80.000 copie, pur essendo nella società di massa largamente alfabetizzata. Eppure il primato, che se oggi voi lo mettete in un corso universitario, gli studenti vi denunciano ad Amnesty International per la difficoltà del testo, e che persino Giorgio Rumi, che pure insomma ha detto non si può leggere, è più difficile del palinsesto. In realtà si può leggere ed è anche bello. Certo, bisogna inizialmente un po' incatenarsi alla sedia, perché è un modo di scrivere, un italiano barocco, complesso, però poi dopo un po', devo dire, a me personalmente mi ha catturato. Insomma, questo grande dibattito che va dal primato di Gioberti, passa per le speranze d'Italia di Balbo e arriva ad Azeglio, gli ultimi casi di Romagna e il programma per l'opinione pubblica moderata, o nazionale, ha un precedente nel dell'Italia di Tommaseo. Tra l'altro Tommaseo, quando è a Parigi, sta nello stesso edificio dove c'è anche Gioberti. E poi dicevo, e ci sono dei temi, ad esempio, c'è un tema sul quale lui è allineato con tutto questo milieu culturale, ed è un tema molto italiano a mio avviso, cioè che bisogna pensare la politica attraverso la storia, a partire da Machiavelli, bisogna pensare la politica attraverso la storia.
La storia è il laboratorio di quella singolare, peculiare scienza che è la politica. E in un punto Tommaseo arriva a dire: bisogna quasi fare l'archeologia della nazione. Ora, nel Primato, una delle celebri fasi del Primato è che Gioberti scrive: lo statista italiano deve conoscere a fondo la storia di questa nazione fin quasi all'archeologia. Chissà che non ci sia, voglio dire, un prestito diretto in questo caso. Ci sono tutta una serie di temi. È chiaro che chi ha letto questi libri che citavo e poi legge il dell'Italia vede che ci sono dei temi consonanti. E poi dicevo a valle perché nel 48, se non sbaglio, Tommaseo riprende, ripubblica una sorta di estratto diciamo dell'Italia che si intitola Delle nuove speranze d'Italia, e anche qui il titolo non mi pare casuale, perché le speranze d'Italia di Balbo avevano avuto varie edizioni in quegli anni ed era un titolo celebre, dove riprende grosso modo i temi dell'Italia. Allora, ecco, perché sono importanti questi testi? Perché non si limitano ad evocare o a invocare la nazione, e in particolare la nazione italiana, ma provano a pensarla. E io qui volevo condurre un rapido per forza di cose, un rapidissimo raffronto. È comune a tutti l'idea che l'Italia sia la grande addormentata, il tema del letargo, del sonno, a cominciare da Madame de Staël, tipicamente il modo di raffigurare questa nazione dormiente. Quindi Tommaseo pensa alla scossa avvivatrice, Gioberti parlerà di grido di risveglio, c'è questo tema che bisogna in qualche modo svegliare l'Italia. E poi c'è un tentativo di caratterizzarla, adesso veramente in pochissime come dire, pedestri parole. L'Italia è per Gioberti anzitutto una nazione cattolica, cioè la sua personalità è cattolica. Perché non si è mai riusciti a uscire dalla decadenza italiana? Perché la si è pensata in un modo che non è conforme alla sua personalità, cioè la si è pensata in modo ghibellino, o rifacendosi a modelli antichi, Machiavelli, o rifacendosi a modelli moderni, giusnaturalisti, ma non si è tenuto conto della, come dire, della personalità italiana, che è in primo luogo cattolica. 18 secoli di presenza della sede della Chiesa Cattolica in Italia hanno affratellato queste due entità, che pure rimangono distinte, che identificare sarebbe blasfemo, però le hanno affratellate a tal punto che Gioberti si spinge a dire che si può essere certamente cattolici senza essere italiani, ma non si può essere italiani senza essere cattolici. Affermazione potenzialmente pericolosissima, naturalmente, anche se poi tenete presente che nel Primato Gioberti cita con enorme favore Tocqueville e polemizza aspramente con De Maistre, quindi è un cattolicesimo che non ha nulla di... Però insomma c'è questa idea, che poi è tipica perché la nazione è un'entità vivente, quindi ha un'indole, un carattere, una personalità. Ecco, secondo Gioberti, elemento cruciale, storico di questa personalità è l'essere cattolica. E su questo direi che c'è un largo accordo tra Gioberti, Balbo e Tommaseo. L'Italia è cristiana e naturalmente stiamo parlando di un cristianesimo che si sposa con la libertà, altro elemento assolutamente di continuità tra tutti questi autori: cristianesimo e libertà, cattolicesimo e libertà. Poi Gioberti ci dice che l'Italia è una nazione naturaliter moderata. Perché? Perché è realista. E il realismo significa antiperfettismo, antiutopismo, quindi, come dire, nessuna deriva di volontarismo politico pericoloso, e perché è cristiana, quindi ha il senso del limite, diciamo, delle capacità umane, quindi è naturalmente moderata e poi è vocata, diciamo, a una missione cosmopolitica. Questo è Gioberti. Ecco, su quest'Italia naturaliter moderata... Tommaseo non sarà d'accordo, perché dirà invece che una delle caratteristiche dell'Italia è il carattere divisivo degli italiani, e in questo è d'accordo invece con D'Azeglio, che scrive la stessa cosa,
Cioè una delle caratteristiche dell'italianità è la tendenza a dividersi. Queste, diciamo, caratteristiche vengono rapidamente elencate in un testo inedito di Tommaseo, che è del presente e dell'avvenire, dove appunto Tommaseo cerca un po' di ricapitolare quali sono i caratteri della nazione italiana. Allora, anzitutto la nazione italiana, dice Tommaseo, è giovane e antica al tempo stesso. Giovane rispetto alla sapienza orientale, c'è sempre questo punto di riferimento in Tommaseo che in questi altri non c'è, ma antica rispetto all'Europa moderna, a cui, all'Europa moderna, cito, sopravanza l'Italia, non tanto per doti di mente o di animo singolari, quanto per un retaggio di civiltà diffusa per tutta la nazione e fattale quasi innata. È questo straordinario retaggio di civiltà che fa l'Italia antica rispetto alle altre nazioni europee. Questa duplicità, essere giovane e antica, è all'origine dei pregi e dei difetti, tra loro contrapposti degli italiani, che, dice Tommaseo, fanno essere l'Italia un mistero a se stessa, e su questo direi che siamo tutti abbastanza d'accordo. La seconda caratterizzazione che deriva da questa è che è la varietà, che è un tratto costitutivo dell'italianità, diciamo così, che deriva proprio dai tanti centri di incivilimento. L'Italia, come dire, è ospite di una sorta di pluralismo dell'incivilimento che non ha eguali in Europa. Da questa pluralità di fonti di incivilimento sono venute le passate grandezze, ma anche la condizione di attuale arretratezza rispetto ad alcune nazioni europee, perché le forze troppo vive degli animi e delle menti, che sono il frutto di questa fioritura di civiltà, fanno sì che gli italiani, anziché sentire la necessità dell'unione, amano disperdersi e contrastare tra loro. Quindi civiltà divisiva in virtù del suo pluralismo, della sua sovrabbondanza di fonti di incivilimento. Terza caratteristica è, e questo è veramente Tommaseo che si distingue da tutti questi altri, è la distanza potremmo dire, tra elite e popolo. Il tratto che distanzia Tommaseo da Gioberti e ancor più da Balbo è il tratto anti-elitario, anti-oligarchico, popolare in senso, bisognerebbe definirlo meglio. E qui fa un'osservazione acuta Tommaseo, dice: la politica dei grandi italiani, e a chi pensa? A Dante, a Machiavelli, a Savonarola, a Sarpi e ad Alfieri, la politica dei grandi italiani è distante dalla coscienza popolare o la disconosce. Costoro o chiedono troppo al popolo, il quale popolo non li comprende, e qui c'è un eco cuoco, o troppo poco hanno fiducia nelle capacità del popolo, il quale popolo, dice Machiavelli, va innanzi alle loro dottrine e farebbe eccitato opere più potenti. Tra i grandi motori del 1848, dice Tommaseo, abbiamo avuto avvocati e re, letterati e impiegati, servitori di Napoleone e ingegneri, ma pochi preti, pochi di quei possidenti che convivono col povero, contadini pochi. Questa è un'osservazione rarissima all'epoca. Bisognerà arrivare all'Italia in cammino di Volpe per sentirsi dire: ma i contadini estranei, ostili, refrattari, contadini pochi, ma l'Italia è un paese contadino. Quindi qui c'è un'osservazione realistica notevolissima. Quanto ai moderati, dice qui il nostro Tommaseo, sono gente savia e onorevole, ma costituiscono una sorta di patriziato, sto citando, diviso dal popolo, sospetto ai preti, impotente. Di fatto, così andò. Quarta caratterizzazione di che cos'è questo mistero chiamato Italia è abbastanza complessa e va dalla naturale ricchezza del suolo alla ricchezza delle memorie all'agilità dell'ingegno. Ora, la ricchezza del suolo
libera l'uomo dalla fatica, ne eccita i sensi, lo rende, diciamo così, pigro, neghittoso, e lo addormenta nei confronti dei pericoli morali e civili. Alla ricchezza naturale, e qui si vede che Tommaseo non conosce il meridione d'Italia, e qui è prigioniero un po' di un'immagine, anche un po' di maniera, però certamente che non corrisponde al meridione. Alla ricchezza naturale si aggiunge la ricchezza delle memorie, naturalmente, con tutta quella civilizzazione che ha avuto l'Italia, e l'agilità dell'ingegno. Ora, le genti che vantano una civiltà antica e che sono naturalmente ingegnose disprezzano le altre nazioni e persino le genti sorelle. Ecco un altro punto che, diciamo, dà adito al carattere divisivo degli italiani. A questo disprezzo, che nasce dal molto ricordarsi e dal molto sapere, cioè dall'avere, insomma, tutto sommato un'elevata opinione di sé, si aggiunge quella del sapere e ricordare poco, che è propria dei villici e dell'umile popolo. Ma tutto questo per colpa dei governanti e dei preti e dei letterati, che gli hanno fatto perdere la memoria dei padri suoi. Quindi c'è un elemento, di nuovo, di critica, potremmo dire, alle classi dirigenti, perché hanno fatto sì che il popolo, diciamo, perdesse consapevolezza, no? In qualche modo. Che è quello che dice anche D'Azeglio quando dice che i principi hanno più paura dei popoli che dei nemici, per esempio, e quindi li hanno addormentati per tenerli buoni. Quinta caratterizzazione, e mi avvio a concludere, è quello che potremmo dire quasi la visione multietnica degli italiani. La presenza della discordia, che va fino agli odi terribili, è un elemento, ripeto, che c'è anche e soltanto in Massimo D'Azeglio questo. È una piaga antichissima e profonda, perché, dice Tommaseo, in Italia ciascuno vuole farsi centro, perché abbiamo avuto tanti centri in realtà. E allora, dice Tommaseo, di nuovo torna alla metafora del tessere, chi deve tessere la storia della nazione bisogna che si rifaccia dalla provincia e dal municipio. E qui c'è l'elemento periferico, io mi verrebbe di dire, non sono un esperto di queste cose, che pensa più ai berretti che ai cappelli, insomma, che ha più simpatia per i berretti che per i cappelli. Bisogna partire dalle città minori e non dalle grandi città, ed è meglio partire dalle campagne e non dalle città, perché c'è, come dire, una freschezza di ethos anche in qualche modo che è importante. Confessa Tommaseo del resto che chi volesse, sto citando, definire il concetto italiano in che consista, troverebbe difficoltà a formularlo. Perché ho detto nazione multietnica? Questo è un punto che c'è anche in Balbo. Balbo dice: l'Italia è sempre stata così divisa nelle sue regioni, e fa addirittura un parallelo con le nazioni europee. Come è sempre esistita la Britannia distinta dalla Gallia e così via, così in Italia c'è sempre stato, e fa una divisione per aree geografiche dell'Italia. È abbastanza impressionante, per cui non si potrà mai fare dell'Italia qualcosa di uno, cioè di farne una nazione unitaria. Balbo è drastico su questo tema. Qui Tommaseo dice: l'Italia è divisa, persino noi diremmo in termini, come dire, di etnie, no? Per questo parlavo di una nazione multietnica. Scrive: il Tessalo più somiglia allo Giacinzio e il danese al viennese che non il piemontese al lombardo. E voi capite che è un bel problemino questo qui, no? E questo ci insegna, dice Tommaseo, non dico che gli italiani non siano maturi a concordia, ma che non sono maturi a materiale unità. Ogni cosa, massime nei popoli grandi, viensi facendo a bellaggio, affrettarla e sconciarla. E questo è un tema della prudenza, del gradualismo, che è comune di nuovo con quegli autori che abbiamo citato. E paradossalmente, nell'abito di viversene separati, è un certo accordo. In cosa sono d'accordo gli italiani? Nel fatto di essere separati.
c'è dell'unità in questa consapevolezza della diversità e quindi bisogna tenerne conto, perché altrimenti chi vuole, come dire, costringere con la forza rischia di slogare le parti di questo corpo. È un'analisi, secondo me, assai rilevante, cioè se la si va a porre in parallelo col tentativo di pensare l'Italia che fanno in quegli anni Gioberti, Balbo e D'Azeglio, è un contributo di grande rilievo, però è rimasto largamente, sì, non è stato preso in considerazione. Dicevo poco fa, e chiudo, che in un libro di Francesco Traniello su religione cattolica e, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, Religione cattolica e nazione italiana, mi pare, che è un libro molto bello, ovviamente dove si discute in lungo e in largo di Gioberti, di Rosmini, e così via, di Balbo, Tommaseo è citato solo una volta. Ed è citato solo una volta perché cita un documento inedito di De Gasperi, il quale nel 1943 dice: noi qui oggi siamo nella stessa posizione in cui stavano i cattolici liberali, e fa un elenco di nomi tra i quali compare anche Tommaseo. Mi è parso significativo che in un libro così attento al milieu culturale, diciamo, cattolico, cristiano, non sia citato nemmeno una volta. In questo Tommaseo, come dire, ha conservato quella perifericità, no? In qualche modo che gli è connaturata. Ma bisognerà tornarci dopo. Se poi ci sarà alla fine un pezzettino di tempo, vorrei dire qualche cosetta anche sul Tommaseo analista politico, che non era, come dire, acuto. Mi fermo qua. Bene. Io credo che bisogna, anche per avere un approccio corretto con la figura di Tommaseo, superare la, come dire, ripartizione e la classificazione del pensiero politico risorgimentale elaborata da Francesco De Santis nelle sue lezioni napoletane del 71-72, cioè che vedeva la letteratura e il pensiero politico risorgimentale diviso in due scuole, la scuola cattolico-liberale e la scuola democratica. Ed è una impostazione che poi, come tanti luoghi desantisiani, ha condizionato come dire, fino ad oggi il nostro approccio, come si dice oggi, alla storia patria, alla storia dell'Italia tutta, della civiltà italiana, dalla fondazione fino ai giorni nostri, perché è inutile, lo schema della storia della letteratura italiana di De Santis è ancora lì che domina la scena, e credo anche come dire, la valutazione del pensiero politico e comunque delle posizioni politiche. Questo vale anche per l'idea di nazione. Io raccolgo un punto che il collega Ivetic appunto ha posto nello schema che ci ha offerto prima di questa tavola rotonda. Si è affermato negli ultimi anni nella storiografia italiana perché esistono le mode storiografiche, penso anche nei vostri rispettivi campi di indagine, ma esistono anche nel campo della storia, poi ci sono. Quindi che sono mode storiografiche che sono sempre storicamente condizionate, anche queste. Una certa impostazione per cui, appunto, come dice giustamente Ivetic, in definitiva tutta l'idea di nazione risorgimentale è intrisa di etnicismo, nazione, terra e sangue, e si è fatto di questa idea di nazione risorgimentale una specie di blocco unico. Io credo che proprio sull'idea di nazione si debba cercare di vederla invece in maniera diversa, e vederla anche in maniera diversa rispetto alle concezioni della scuola democratica e della scuola liberale. Bisogna sparigliare un po' le carte, e lo possiamo fare se noi prendiamo altri tipi di postulati.
A me, nella mia modestissima esperienza di studioso, molto ha insegnato in questo senso un grande studioso che mi fa molto piacere ricordare qui all'Istituto Veneto e a Venezia, cioè Piero Treves, il quale, come dire, dava dell'Ottocento italiano un'immagine molto diversa e secondo me più vera, ma comunque questa è un'impressione mia. Io farò rapidamente, se no non voglio perdere troppo tempo, mi darò un'idea di come si potrebbe rivedere questo tipo di distribuzione, insomma, partendo da alcune citazioni di Tommaseo, forse non ce la faccio a farlo tutto, ma insomma partiamo da una. Dal dell'Italia, che è del 1935. E io tengo che la politica nostra sia così piena di miserie e di passioni e di pericoli perché primi maestri di politica sono, ai figli nostri, le tragedie dell'Alfieri e i giornali di Francia. Appunto perché il nome di patria suona loro come figura retorica. Quindi all'amor di patria è sfiorita la sua più vera bellezza, il pudore. Quindi l'amore medesimo mutato in odio superbo e tutti i nobili sentimenti abbassati da un villano orgoglio. E la debolezza e la intolleranza, gemelle indivisibili, alternarne la tirannia sugli animi loro, dei giovani. Quindi esagerate idee di virtù, quasi teatrica. È bella questa parola che io non conoscevo, teatrica. E quelle modeste virtù nelle quali la libertà consiste, sprezzate come inefficaci o abborrite come servili. Sempre sull'atto di tentare altissime cose, di mutare la faccia del mondo, e poi nelle menome faccende incerti, volubili, iracondi, tiranni. Ora qui è evidente la polemica contro Vittorio Alfieri ed è evidente la polemica contro l'idea di nazione di cui Alfieri sarà maestro a generazioni di italiani. Ci sono vari passi, io ricordo soltanto la prima prosa del Misogallo, pubblicata nel 1799, che insiste sulla sublimità degli odi nazionali, parte preziosissima del paterno retaggio, capaci di operare quei veri e propri prodigi politici che nelle storie poi tanto si ammirano. Quindi per Alfieri le identità nazionali si costruiscono sulla base dell'odio e dell'odio fra le nazioni. Si costruiscono in irriducibile opposizione a quelle di altri popoli. Da questa impostazione Alfieri traeva un discorso di carattere unitario, perché le nazioni non sono borghetti e cittaduzze, lui dice, E appunto l'odio plasma le nazioni. È come lui dice il conservatore dei popoli. Gli odi nazionali hanno un'origine storica, sono sempre positivi, si ereditano, si tramandano di padre in figlio, fanno grandi popoli e li spingono a quei vari prodigi politici che poi nelle storie tanto si ammirano. L'abbiamo visto. Ora, questa idea che i popoli necessariamente si devono odiare per essere grandi, si ritrova anche in un passo dello Zibaldone di Leopardi e lo si colloca, come dire, nel passato. Leopardi ha questa visione, come dire, degenerativa della storia, per cui la grandezza sta nel passato e il presente è tutta decadenza. Nel mondo antico le nazioni erano libere, avevano una spiccata individualità, si consideravano per natura diverse dalle altre e vivaci pregiudizi di superiorità. Ciascuna si riteneva superiore alle altre. Allora c'era veramente amor di patria, dice Leopardi. Ora tutto si è uniformato. Non c'è più vero amor di patria, e aggiunge Leopardi, l'odio per lo straniero che ne deriva. Amor di patria significa odio per lo straniero. Non c'è più niente di singolare e di proprio nei costumi delle nazioni. Un tempo gareggiavano per superarsi, adesso fanno a gara per abolire ogni differenza.
tutte le nazioni si riducono a una sola persona, e questo per Leopardi è un sintomo di degenerazione. Fra l'altro questa decadenza si vede nella subalternità linguistica, perché il francese ormai è una lingua internazionale. La sua grande diffusione tende a ridurre tutte le altre lingue a una sola. Ora, le prime risposte polemiche alla teoria alfieriana dell'odio politico come germinatore delle nazioni, ce ne saranno tante, e voi che siete studiosi di letteratura le conoscerete senz'altro più di me. Io ne conosco due che vi propongo e che mi pare importante ricordare in questa sede. È un capitolo della seconda parte delle osservazioni sulla morale cattolica di Alessandro Manzoni, la parte che non fu pubblicata soltanto nel 1855, e alcuni passi di Silvio Pellico nel suo volumetto del 1835 dei doveri degli uomini. Ora non mi voglio fermare. Manzoni dice: lo spirito cosmopolita, cioè cristiano, da cui bisogna sentire e ripetere che la somiglianza che ci dà l'essere d'uomo è ben più forte che la diversità di nazione. Quindi siamo tutti uomini, no? Poi ci sono italiani, francesi, ma siamo tutti uomini. Che il Vangelo ci ha fatto conoscere che abbiamo un cuore grande abbastanza per amare tutti gli uomini, che gli sforzi di una nazione contro l'altra, quando non siano necessari, sono sempre piccioli, perché fondati sulle passioni e non sulla ragione e sulla verità. Sono inutili perché non ottengono stabilmente nemmeno il fine che si propongono quelli che li fanno. Sono impolitici perché producono spesso all'istante e sempre nell'avvenire l'indebolimento e il pervertimento dei popoli. L'odio sistematico, conclude, contro 28 milioni di uomini, che sono i francesi, è un tal delirio che non può divenire generale né durare in un paese dove è stato annunziato il Vangelo. Lo stesso discorso vale per Pellico. Pellico dice, ora qui voglio fare presto, non è l'odio che costituisce le nazioni, ma è la simpatia. Cioè è il fatto che ogni popolo è quell'aggregato, dice dei doveri degli uomini, è quell'aggregato d'uomini che religione, leggi, costumi, identità di lingua, d'origine, di gloria, di compianti, di speranze, uniscono in particolare simpatia. Quindi ribalta in qualche modo il ragionamento. E tanto che Pellico, e questo è molto importante nel nostro discorso, prevede 3 livelli di patriottismo. C'è un patriottismo regionale, che è quello che sentiamo per primo, perché tutti siamo innamorati dei nostri monti, dei nostri mari, delle nostre zone. Poi c'è un patriottismo di carattere nazionale, ma c'è anche un patriottismo di carattere europeo. Sono 3 tipi di patriottismi che in qualche modo Pellico pone. Allora, sulla base di queste piccole cose, cerchiamo di fare un po' una classe, un primo, come dire, ideal tipo di idea di nazione nel nostro risorgimento. Possiamo dire che ce n'è uno che potremmo chiamare italianismo, che è una parola non nuova, perché io l'ho trovata in Pellico nel 1818, quindi esiste già nel Conciliatore, non è un neologismo, cioè che proclama l'autosufficienza culturale della nazione italiana. E questo Ivetic parla di autoreferenzialità delle nazioni. Italianismo lo trovate in ambienti cattolico-reazionari, perché tutti i gesuiti diciamo così, degli anni 30 e 40 dicono: ma che bisogno abbiamo noi degli altri popoli? Siamo l'Italia, abbiamo una tradizione culturale di un certo tipo, eccetera, eccetera. Ma lo trovate anche fra molti democratici. Guerrazzi la pensava così. Quindi vedete che sono temi trasversali fra gli schieramenti. Poi c'è un altro atteggiamento che potremmo chiamare europeismo o occidentalismo, ed è tipico della maggior parte dei moderati. L'Italia è un paese arretrato,
Quindi è inutile avere grandi borie nazionali. Dobbiamo guardare le esperienze dei popoli più avanzati e fare come loro, se vogliamo arrivare alla moderna civiltà. Questa è la posizione di Cavour, è la posizione della maggior parte dei moderati che vanno in Francia, vanno in Inghilterra, leggono i liberali francesi, si confrontano col mondo culturale tedesco, culturale inglese, eccetera, eccetera. C'è una terza a cui Tommaseo un po' mi ha richiamato, ed è un patto di alleanza fra nazioni. Ivi si parla di nazioni del Mediterraneo, io a questo non ci avevo pensato. Avevo pensato invece che si poteva dire, come dire, alleanza fra nazioni second commerce. Cioè non le nazioni già affermate, ma in qualche modo in via di formazione, periferiche per alcuni aspetti rispetto all'Europa a cui guardavano i moderati, e quindi appunto gli italiani, gli slavi, i greci e così via. E Tommaseo avverte che queste nazioni second commerce, e questo è un fatto ovvio, non possiamo pensare che l'affermazione nazionale non avvenga anche attraverso la conquista di un'autostima, non è possibile. E l'autostima si deve in qualche modo affermare sulla base di una differenziazione, quindi si devono liberare queste nazioni second commerce da sudditanze culturali, gli italiani dalla Francia, gli slavi o i greci da altre realtà, e devono stringere un patto di comune rinascita. Quindi vedete che già partendo da questo problema degli odi nazionali, noi riusciamo a individuare alcuni atteggiamenti, alcune idee di nazione che in qualche modo, come dire, si ritrovano trasversalmente fra gli schieramenti. Un altro, e concludo, è il problema che diceva Stefano De Luca prima, era ma magari lo dico dopo, via, non voglio rubare altro, è il problema della natura policentrica dell'Italia. Questo è un fatto. Noi questo ce lo siamo dimenticato, che gran parte del pensiero politico risorgimentale dava per vera un fatto che è vero, la natura policentrica dell'Italia. Siccome abbiamo avuto la Lega per 20 anni, ormai di federalismo non è più possibile parlare in Italia, perché si sviluppano i movimenti culturali in polemica di. Quindi oggi siamo tutti unitari in maniera mazziniani unitari, ma questa è una sciocchezza. Questa è una sciocchezza. Il grande momento del risorgimento italiano sono stati gli anni 40, in cui tutti davano per scontato che la via alla soluzione del problema nazionale era quella federale. Era quella federale, che significava di non passare attraverso la rivoluzione, perché l'unità significava mandare via una dozzina di sovrani, e la guerra. Per fare l'Italia ci sono volute 3 guerre, signori. Poi si dice la rivalutazione morale della guerra negli 800. Certo, perché tutte le nazioni si sono affermate con la guerra. E la guerra è apparsa uno strumento di moralità ai patrioti dell'Ottocento. In Germania ce ne sono avute altre 3 grandi guerre per l'unità tedesca. E quindi la prospettiva, come dire, federale da questo punto di vista evitava anche uno Stato unitario e accentrato, che invece volevano alcuni democratici, perché avevano nella testa l'idea di Roma, la prima unificatrice dell'Italia, o avevano nella testa la Repubblica francese post-rivoluzionaria. Quindi il Tommaseo scontento dell'unità d'Italia si inserisce in questa prospettiva. Certo, lui è repubblicano, l'Italia è monarchica, ma lui ha questo senso del policentrismo della vita italiana, e il nuovo Stato unitario è accentratore e piemontesizzante. E allora, se noi cerchiamo gli scontenti dell'unità, che non erano reazionari, vedremo che c'è questa pluralità nel dopo. A Napoli ci sono i neoguelfi napoletani, c'è Enrico Cenni, Federico Persico, con cui Tommaseo è in Sicilia c'è Emerico Amari, anche lui è uno di quelli che dice, ma insomma, per quale motivo dobbiamo... Concludo, l'ultimo termine di questo
percorso è un lombardo che si chiamava Stefano Jacini. Stefano Jacini era stato ministro con Cavour, apparteneva alla classe dirigente liberale, però aveva un progetto di governo e di Stato tutto diverso, basato sulla conciliazione con la Chiesa cattolica, le autonomie locali, la riforma agraria e quindi un sollevamento delle sorti dei contadini, che sono la maggioranza degli italiani, e soprattutto una politica estera prudente, non megalomane. La classe politica post-unitaria, mossa dall'unitarismo e dai grandi progetti nazionali, ha fatto una politica estera megalomane di cui abbiamo avuto conseguenze disastrose per buona parte della nostra storia. Ho finito. Bene, avevo il compito un po' di raccordare e anche di proporre in fase di preparazione. Non mi sono preparato perché stavo aspettando di sentire, e veramente mi pare che sono stati toccati tutti i nervi, tutti gli aspetti fondamentali di questo discorso. Cerco di dare un quadro. Dunque siamo negli anni 40, anni 50. Allora, nella storiografia che si occupa dei nation building, delle costruzioni nazionali, si divide appunto il periodo dell'Ottocento grosso modo in due fasi: una prima, questa delle formulazioni delle proposte, delle idee nazionali, dalla Restaurazione al 48 e anche dopo, e una seconda dagli anni 60-70, quando si passa veramente alla costruzione. Cioè, ci sono i libri famosi da contadini a francesi, cioè l'alfabetizzazione di massa, i mass media, eccetera. Dagli anni 70 in poi tutto cambia. Lì a quel punto la responsabilità attorno alla nazione veramente passa in mano a chi governa. Invece qui, in questa nostra riflessione, siamo a monte e mi pare che negli interventi sia emerso tutto quello che può riguardare la formulazione. Adesso qui non siamo nella costruzione della nazione, perché la costruzione della nazione italiana è posteriore all'unità d'Italia, veramente si sono fatti. Poi nel caso italiano sono andati avanti fino a 900, bello inoltrato. Qui siamo nella formulazione e l'ultima tendenza storiografica promossa da Banti, che ormai fa tendenza, lui ha analizzato tutta una serie di codici linguistici, simbolici, quadri di Hayez, eccetera. L'Italia è rappresentata come una dea, come una donna, come una madre nazione, dunque carne, siamo tutti figli di questa nazione. Un modo di rappresentare la nazione italiana che si avvicina ai modelli altrove riscontrabili in Europa. Però adesso arrivo alle mie considerazioni. Mi pare che questo sia un contributo notevole di Banti, per carità, però siamo sempre, ed è stato sottolineato da De Luca, siamo sempre nell'ambito della formulazione della nazione all'interno di un'elite. Questo è il punto. E qui arriviamo al popolare del Tommaseo. E Pertici ha tirato fuori giustamente l'Alfieri, cioè l'Alfieri come maestro. E l'Alfieri effettivamente, anche la settimana scorsa parlavo in un convegno dell'Ucraina, è uscito fuori la visione abbastanza negativa della Russia da parte di una mia collega che si occupa di storia dell'Europa orientale, e ha tirato fuori l'Alfieri che descrive la corte prussiana e che descrive Mosca, i russi come un mondo barbarico. Cosa pretendete da questi russi? Del resto già Alfieri li aveva capiti. Queste sono le parole di una collega mia, borghese milanese di oggi, che si alimenta di Alfieri tutt'oggi, cioè nel XXI secolo, pur conoscendo il russo. Quindi potete immaginare quali stereotipi sono ancora vivi in questo caso. Ecco, l'Alfieri è l'espressione dell'elite, questo è il punto. Il problema della formulazione dell'idea nazionale, e credo che il Tommaseo l'ha toccata, riguarda il popolo. Il popolo che è quale popolo? La stessa parola italiana popolo si richiama al populus, che significa comunque, e anche oggi, cioè è popolano, è qualcosa di inferiore, perché il risorgimento italiano, quando era formulato,
è stato formulato all'interno di un mondo elitario, e infatti è uscito fuori anche fino adesso, elitario o comunque borghese o comunque urbano. Il Tommaseo se ne è reso conto in quanto, scusatemi sto termine, lui è insider al Risorgimento perché scrive dell'Italia, quindi è dentro il discorso, però come dalmata in una regione bilingue come minimo, è anche outsider e quindi osserva certe cose che dentro l'Italia si notano meno. Dunque la disparità che c'è tra città e campagna, che c'è tra Padova e il padovano, nel caso della Dalmazia è anche una disparità linguistica. Dunque c'è l'italiano nella città e il contado appartiene alla città, però nel contado parlano la lingua slava, il croato, l'illirico, come dice lui. Quindi è un altro mondo. E dunque lui, per capire l'altro, che non è il rustico come in Toscana, dunque sei un rustico se non appartiene a Firenze, l'altro ha una sua cultura, ha una sua lingua. Dunque da lì il Tommaseo credo abbia questa sensibilità, che poi la elabora in Toscana però, ecco. Cioè lui nel rustico toscano trova la dignità. E come stamattina mi sono annotato, il dialetto, la cultura locale, la cultura popolana, non è, ecco questo credo sia interessante in Tommaseo, lui non è herderiano nel senso dei fratelli Grimm, eccetera, cioè non cerca, come magari anche avrebbe dovuto, lo spirito del popolo italiano genuino, puro, ma dentro il popolo lui cerca i resti, l'archeologia di un popolo dell'origine, che sono i resti insomma della classicità. Io la chiamo così, chiamiamola impero romano, repubblica, l'Italia romana, un Mediterraneo classico che ritorna nelle scintille, proprio tra Grecia, appunto, Corsica e Toscana. Dunque la dimensione popolana come quella dimensione che ha saputo preservare ciò che è eticamente più puro e che in qualche modo diventa un'alternativa alla modernità nazionale che lui osserva dove? A Parigi, e si confronta anche quando si confronta anche con altri popoli. Questo eticamente puro, no etnicamente, eticamente puro, lo elabora nei canti popolari illirici, che poi sono i canti popolari serbi, in cui cerca l'elemento appunto di genuinità e di continuità con un mondo omerico. Non sarà l'unico, perché in Francia proprio in quell'epoca si parla dei canti popolari serbi come i testimoni di un mondo omerico che in qualche modo è arrivato alla modernità. Ora tutto questo, per collegarmi al tema anche di questo convegno, credo che indichi un problema centrale nella formulazione della nazione italiana. La nazione italiana non ha questo elemento del folk, cioè che non è qualcosa di più del popolo, è quello che non c'è neanche una parola che corrisponde al narod che c'è in tutte le nazioni slave, oppure al folk tedesco. E perché è così? Perché c'è l'elite, ecco qua il discorso, no? C'è l'elite, ma c'è anche un altro elemento che è stato toccato anche subito, cioè nazione italiana e cattolicesimo e cristianità, dunque è universalista. Quindi è un altro universalismo, perché il folk è anch'esso un universalismo, cioè il folk contiene in sé l'elite, non è che c'è l'elite sopra il popolo, l'elite è parte del popolo nazione, nel caso tedesco è slavo, questo è il punto. E quindi anche qui la divisione che rientra, no? che ritorna spesso, la divisione tra gli italiani già di per sé, cioè Guelfi Ghibellini, dentro la dimensione, la fazione, no? Dentro laici, cattolici, PC, DC, eccetera, no? Che pare una costante, è una divisione che dentro una comunità, qualsiasi comunità italiana, ma perché
è urbana, no? Quindi non so se è da rivedere e ripensare come una divisione latente tra elite e popolo, tra città e campagna, come non si osserva in altre parti d'Europa. E avevo fatto quella bozza lì, cioè l'autoreferenzialità. Ecco, a me pare che nella formulazione dell'identità nazionale italiana c'è appunto la questione della nazione italiana, dell'Italia, da dove viene, il rapporto con la cristianità e il cattolicesimo, è meno, tra tutti, ma credo che il Tommaseo era forse il più aperto a questo, c'è meno una riflessione della posizione dell'Italia nell'ambito dell'Europa. Berti ci ha accennato che c'è questo rapporto con l'Europa nel senso di periferia, no? Appunto siamo popoli late comers, ultimi arrivati, e quindi ma credo che questa sia una percezione quando già è chiaro a tutti che è partita una certa modernità, una certa modernizzazione, industrializzazione, dunque questi ultimi arrivati in qualche modo hanno il complesso della periferia, cioè hanno il complesso di quelli che non sono dentro una logica che sta dettando le regole, ma seguono gli altri, perché ormai gli inglesi sono più avanti, è chiaro, ma lo si è capito già alla fine del Settecento, i francesi idem, ma io non pensavo in questo senso, io pensavo in un altro senso, cioè allora sempre negli anni 40, se noi andiamo in Russia abbiamo due gruppi, non lo sappiamo tutti, è una questione ormai classica, abbiamo gli occidentalisti e gli slavofili. Cioè gli occidentalisti, cosa significa? Significa ragioniamo sulla formulazione di un'identità russa che questa formulazione, questo ragionamento si basa anche sul confronto col tutto europeo. Ovviamente questi si trovano nell'est europeo così definito dagli illuministi, perché non appartenevano neanche all'Europa, alla cristianità, erano fuori, erano dei barbari, poi con Pietro il Grande hanno avuto lo Stato, a questo punto si raffrontano col tutto. Ma se andiamo pezzo per pezzo a analizzare le varie nazioni, troveremo che tutti hanno un'idea di rapporto con l'Europa. E l'Italia ce l'ha e non ce l'ha. Ecco, questo è il punto. Allora, la Francia. La Francia è la grande nazione, nasce lì nel 1792 a Valmy e poi si impone come impero. Dunque ogni volta che i francesi ragionano sulla propria nazione finiscono per ragionare di noi nei confronti degli altri, o come primi della classe o come quelli che hanno avuto l'impero. Il caso britannico che oggi è in crisi, perché c'è appunto, ho usato la parola britannico che non è inglese, perché hanno detto che l'identità inglese si trova in una situazione peggiore di quella italiana, cioè non è stata formulata perché è stata accorpata dentro un processo di formulazione dell'identità britannica che correva a pari passo con l'identità imperiale britannica. Dunque si uniscono le isole britanniche pari passo con la formulazione di un impero. La Spagna c'ha l'idea dell'Hispanidad, che è anche più tardi quella di Miguel de Unamuno, ma era poi affiorata negli anni 60, l'Hispanidad che si confronta con l'Hispanidad americana, e questa è l'Hispanidad peninsular, ma c'è comunque una riflessione nei confronti dell'Europa, basta appunto pensare a Unamuno, ma anche Ortega y Gasset, no? Quindi quando dice, ma lo dice non tanti anni poi dopo, nel 10, ma vogliamo essere il nord dell'Africa o vogliamo essere il sud dell'Europa, no? Però c'è questa riflessione. A me pare che, poi lascio da parte il caso scandinavo o balcanico, di cui me ne intendo, ma hanno sempre delle formulazioni anche trasversali come lo scandinavismo o lo jugoslavismo, cioè delle soluzioni che accorpano varie identità minori perché c'è una effettiva coscienza di periferia. Il caso italiano, volente o nolente, si avvicina a quello tedesco, è il mediano. Allora, tutto quello che abbiamo sentito vale anche per la Germania, dunque ci sono tante patrie, ci sono tante regioni, c'è l'identità regionale ovunque in Germania, lo sappiamo bene, eppure i tedeschi, nonostante avessero anche la divisione tra cattolici e protestanti, tramite la formula del Volk,
che era proposta dal Tommaseo hanno tutt'oggi quella dimensione dell'identità nazionale tedesca che in Italia è latente, e c'è il vuoto, e qui chiudo, secondo me è rimasto il perenne vuoto di questa proposta che era l'unico il Tommaseo a lanciarla negli anni 40, cioè proprio i canti popolari, c'è il vuoto nei confronti del popolo. E il popolo è la famosa prateria sempre aperta a strumentalizzazioni di vario genere, non ultime quelle che vediamo in questi giorni. Non a caso ho lanciato così una provocazione col populismo. Il populismo nasce laddove le elite non fanno il loro dovere. Esatto, dove le elite non fanno il loro dovere. Chiaro, è questo. Esatto, e dove la massa, usiamo questo termine più tecnico, la massa non ha avuto una proposta accettabile come il Volk tedesco, che la Germania è un insieme di tante Heimat, ma è anche una Heimat. E la Germania nei confronti del resto d'Europa ha l'idea della Sonderweg, no? Quindi della posizione particolare, cioè è centrale e quindi gestisce sia una parte. No, queste sono alcune riflessioni, credo che il Tommaseo credo che sia attualissimo da questo punto di vista. Scusate, gli intellettuali italiani sono sempre stati cittadini e hanno sempre pensato che le campagne andassero colonizzate. Questo è il discorso. Perché loro erano intelligenti, laici, colti, e le campagne erano invece clericali, eccetera. Quindi andavano laicizzati. Questo è il problema. Questo è il problema da Machiavelli, ma fino a... E quindi il Volk non lo potevano capire, perché il Volk andava soffocato in qualche modo. Non tutti, no, facciamo... No. Per esempio qui si potrebbe aggiungere un nome, scusa se si potrebbe aggiungere un nome di uno giovanissimo che muore molto presto purtroppo. Ippolito Nievo, lo stavo per dire anch'io, certo. Nei due saggi su Venezia, certo. sulla rivoluzione italiana, è di una lucidità incredibile, e lui è aristocratico, solitario, misogino, si sforza anticlericale. Certo. Lui lucidissimo dice: senza i preti, senza i curati di campagna, senza la Chiesa popolare, senza il popolo e senza i contadini non ci sarà mai la comunità d'Italia. Lo dice in 20 pagine, ma ha capito lui muore benissimo. giovanissimo, no? Purtroppo, ma era talmente lucido che Croce dirà: quest'uomo mi mette in soggezione, scriverà Croce, perché già a 25-26 anni era da questo punto di vista. Lui poi aveva in mente molto chiara il fallimento di Pisacane, che è qualcosa che apre gli occhi a molte persone, ma che insegna a pochi. Nievi invece in questo era estremamente lucido, e nelle confessioni quando fa fare a Carlino, fa fare tutto il giro dell'Italia praticamente, come una specie di via crucis, e in ogni stazione riconosce un'identità diversa dell'italiano, ma non opposta, da mettere insieme proprio. Qui Nievo veramente in quel romanzo è spettacoloso, è strepitoso, è straordinario, e non a caso molti oggi dicono, da Romagnoli a Mengaldo a tanti altri, è un romanzo molto più importante, molto più bello, molto più ricco dei Promessi Sposi, molto più lucido, molto più propositivo. E Nievo appunto è uno dei pochi, però appunto che capisce, lui proprio che era aristocratico, solitario, scostante, lunatico anche. Parlavo con Stanislao Nievo che a casa ha i diari proprio intimi che non sono mai stati pubblicati dell'antenato, è proprio un solitario, però si piega con forza a queste necessità, con una lucidità verso il popolo proprio, che non si trova in nessun altro. Era diversissimo da Tommaseo, ma in certi momenti convergono in una maniera stupefacente. Sai chi è che un pochino unisce queste persone? Io poi finisco. Ho studiato e mi confronto nell'ultimo anno con una figura che gli studiosi di Tommaseo conoscono bene, che è Giulio Salvatori. Giulio Salvatori è stato l'autore del libro su Tommaseo del 13, che è un tentativo di ritradurre in senso moderno le idee sociali di Salvatori, che non è spregevole.
lui aveva molto presente la figura di Nievo, perché era molto legato al figlio di Fusinato, e quindi di Erminia Fusinato, che aveva pubblicato le confessioni di un italiano. Ed è lui che scrive, anche se il libro di Mantovani sul poeta, il poeta soldato, lo doveva scrivere lui. Quindi c'è questo, insomma, in lui c'è questa presenza. Lui è anche un raccoglitore di canti popolari, fra l'altro, e di canti popolari religiosi. Dice Toschi che è il primo che va alla ricerca e intuisce questa specificità del canto popolare di carattere religioso. Io non so se è vero, però lo dice Paolo Toschi, che un po' se ne intendeva, insomma, a suo tempo. Che facciamo? Chi è che esporta nuova acqua, altra acqua al revisionismo che mi pare che risulti? Eviterei, è inevitabile pensare all'Italia di ora, sentendo molti di questi discorsi. Eviterei questo piano, che sarebbe interessante, ma ci porterebbe alla tuttologia e non sarebbe molto concludente. Però, appunto, la tematica è molto ricca, non credo che l'abbiamo esaurita, però parecchia carne a cuocere è stata messa. Se ci sono interventi, dobbiamo fare le 1:30, quindi insomma o parla qualcuno, o se no tocca a noi. Tu c'hai altre cartucce, io pure, tutti quanti abbiamo un caricatore non completamente, quindi con questa minaccia forse qualcuno interviene, dopo Mario Allegri, che ha fatto un assai pertinente rilievo su Nievo, che incoraggia la trasversalità di cui hai parlato tu, di cui ha parlato Pertici. Ecco, Annalisa Nesi. Scusate, no, mi riferivo a quanto aveva detto Ivetic sulla ricerca, diciamo, della purezza, della consistenza morale del popolo in epoche più lontane, e ha citato i canti serbi. Ecco, questa dimensione è fortissima nei canti corsi, dove si ricerca qualcosa che va al di là, che precede addirittura il periodo medievale, già visto però in maniera positiva, come momento consistente di aggregazione di un popolo che si sa autoregolare, ma che poi sfocia nella mediterraneità. Quindi una sorta di sudismo maggiore di quanto non si possa riscontrare altrimenti. Ma volevo solo sottolineare appunto che canti serbi e canti corsi da questo punto di vista diventano estremamente emblematici, proprio per la ricerca di quello che anche potevano dare le campagne toscane, ma che qui è più come dire, più forte, ecco, emerge di più per la rusticità dei costumi. Le campagne toscane non gli davano la guerra, però, Lui si lamenta di questo, cerca canti epici ma non li trova, sono tutti amorosi, e invece gli illiri, cioè i serbo-croati o i serbi e i croati, e gli illirici e i corsi gli danno questo elemento della forza, che era necessario, come ha ricordato Pertici, che dovrebbe essere una cosa banale, ma oggi non è banale ricordare. Allora qua ci tocca ricominciare, ci tocca lavorare, visto che nessuno vuole sollevarci. Gilberto Pizzamiglio. No, non voglio anticipare quello che dirò fra 2 ore e 10 minuti, ma solo una considerazione, che tutta questa ampia problematica dei rapporti tra popoli, Stato, nazioni è certamente non risolta agli occhi di Tommaseo nella sua epoca. Forse lui la vedeva risolta in un passato prossimo che aveva alle spalle. E mi fermo qui. Così come anche un tema che è stato suscitato, il rapporto della Russia con la Russia,
non lo vedeva tanto con gli occhi di una divisione tra est e ovest d'Europa, non lo vedeva con gli occhi di Alfieri o così via, lo vedeva con gli occhi di un altro che viceversa della Russia aveva detto Pietroburgo è la finestra d'Europa, cioè Algarotti e i viaggi in Russia. Ma allora vi racconto quella di oggi, quindi mi fermo qua. Ecco. Ho trovato molto interessanti tutti gli interventi, però volevo fare un rilancio per alimentare il fuoco. Prima domandare a qualcuno degli intervenuti riguardo a un testo che poi è uscito più tardi, ma siamo in questi anni, che è il saggio sui costumi degli italiani di Leopardi, per spendere una parola in pro del povero Giacomo in sede tommaseana, soprattutto in merito al concetto di società stretta, che si collega ai problemi di localismo che sono stati sollevati in questi interventi, e quindi come si inserisce in questa chiave. Notevolissimo a me è sembrato appunto la sottolineatura che secondo me non è mai sufficiente ribadire, cioè non si ribadisce mai a sufficienza, del fatto che con Tommaseo abbiamo un cattolico non moderato, cioè un radicale anche nella forma della sua esposizione. E sulla parte di Roberto Pertici molto suggestiva, per spendere una parola, l'ho spesa per Giacomo Leopardi anche per Francesco De Sanctis. Ecco, è vero che il modello della storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis è stato un modello che ha influenzato la lettura anche della storia, lo chiedo agli storici. Però la rovescerei anche in un altro modo. Se ha suggestionato tanto, forse tante stupidaggini non conteneva, cioè non si tratta di non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca e l'acqua sporca col bambino, ma dipende da che cosa preferiamo tra i due, insomma. Cioè quel modello è un modello che, su cui vale ancora la pena riflettere, non va sostituito forse, ma è una mia riflessione che chiedo a chi se ne intende più di me, perché tra l'altro questa è una notazione invece che posso dare avendo un po' studiato le storie della letteratura. Francesco De Sanctis, che scrive la storia della letteratura italiana per una destinazione universitaria, in realtà è uno che dopo Manzoni vuole fare i soldi finalmente scrivendo libri, lo fa tenendo sott'occhio la storia della letteratura italiana più popolare che aveva sotto mano, che era quella di Cesare Cantù, cioè in realtà uno che aveva una prospettiva e poi nella sua storia della letteratura italiana completamente diversa da quella di De Sanctis, però i modelli un po' sono quelli secondo me. Chiedo scusa, ho messo in campo troppe cose, non so nemmeno se sono stato chiaro all'1:20, ma insomma il concetto di società stretta di Leopardi, quanto ritorna qui, è il modello De Sanctisiano. Io del saggio di Leopardi, che so che è stato io non sono un anti-leopardiano innanzitutto, come non sono neanche un anti-De Sanctisiano. Mi capita spesso di, anche l'altro giorno era a Bergamo in un dibattito simile, cioè se, non so che non era la tua osservazione non dipendeva da questo, ma se uno problematizza un autore non è non significa che uno non ne valuta la grandezza, l'importanza. E questo De Sanctis, come dire, non è, da questo punto è fuori discussione. Anche, diceva anche De Luca, che la sua trattazione della scuola liberale è una trattazione storicamente molto interessante, anche molto equanime per alcuni aspetti. Io non riesco a capire le valenze politiche del saggio di Leopardi, non sono mai riuscito a capirle bene fino in fondo e non lo so cosa vuol dire. Quindi io mi affido ai leopardisti, che so che sono molto agguerriti, però io so che ho visto molte letture, ma non riesco bene a capire quest'uomo, lo scrive nel 1819, cosa veramente suggerisse per l'Italia del suo tempo. Non l'ho capito questo. Ecco, questo è
però probabilmente è un mio limite di lettore. Poi la questione del cattolico, Tommaseo, secondo me, come dire, non è un cattolico liberale, d'accordo, però è un cattolico che si oppone all'atteggiamento che la Chiesa ebbe nell'Ottocento di ripudiare tutta la civiltà post-rivoluzionaria. Questo lui non lo vuole, però vuole dare di questa... Lui credo che crei più o meno, o cerchi di voler creare, una via cattolica alla modernità politica. Cioè, prendere gli stessi ideali della rivoluzione, ma fondarli e interpretarli da un'altra parte, in un altro modo. Quindi, come dire, si può essere repubblicani, ma non come terroristi francesi. Si può avere una libertà e un'uguaglianza che non sia uguale a quella che emerge dal modello statale francese. Si può, come dire, ed è interessante, poi si può avere una visione del popolo, ma non una visione classista della società, per esempio. Si può quindi, come dire, occuparsi. C'è un passaggio di carattere concettuale che io però, sono gli amici che sono storici del pensiero politico che ne sanno più di me. Lui sostiene sostanzialmente che la nuova società democratica si deve fondare sui doveri e non sui diritti. A voi che non credete, l'operare è diritto, a noi che crediamo è dovere. A noi all'operare più validi impulsi abbiamo e guarentigie più sicure e norme più certe. Ecco come, perpetuo ufficio del cristiano, egli è risparmiare il dolore altrui, toglierlo o scemarlo pur col proprio dolore e pericolo, impedire che il male si faccia. Di qui necessaria conseguenza, sollevare gli oppressi, patire per loro e combattere, purché dal nostro patire o dal combattere alleviamento certo o almeno grandemente probabile venga ai lor mali. Altra conseguenza, le ingiustizie, donde che vengano da principi o da plebi, additare, riprendere e dove sia necessario e si possa reprimere. Per sacro dovere debbo io procurare la pubblica libertà, come alleviatrice di dolori e di ingiustizie. Ora questo è un passaggio dai diritti ai doveri che non è una cosa da poco. Siamo in una società in cui proliferano i diritti, non so se è una società più democratica, non lo so, però ecco, qui invece c'è uno spostamento concettuale, però poi devono essere... Il dovere di avere qualche dovere, parafrasando un celebre recente libro che invece si titola Il diritto di avere diritti, no? No, leggo poco quelle cose. No, io volevo fare una velocissima precisazione sul termine moderato. Tanto più parlando di Tommaseo, quindi come dire, l'aspetto lessicografico è importante. Moderato nel lessico politico dell'Italia degli anni 40 significa che si oppone a quelli che non vogliono cambiare niente e a quelli che pretendono di cambiare tutto. Viene anche questo ovviamente dalla Francia, come al solito, perché è durante la rivoluzione francese che moderato assume un termine politico, come del resto poi di lì a poco liberale, voglio dire. Ma coloro i quali rivendicano per sé, con qualche anche influsso spagnolo probabilmente, moderados exaltados, sono coloro i quali programmaticamente non sono moderati perché sono molli, al contrario, conducono una battaglia su due fronti, contro quelli che non vogliono cambiare niente e contro quelli che pretendono di cambiare tutto. Quindi bisogna dare questo significato ben preciso. Poi sono quelli che non vogliono il metodo delle congiure e il metodo delle rivoluzioni. Quindi attenzione, sotto questo profilo Tommaseo è un moderato. Certo. Ci rientra perfettamente. E sono moderati anche nel senso del gradualismo, no? Quindi diciamo di una sorta di riformismo, eccetera. Quello che va a differenziare, perché noi poi sovrapponiamo a moderato una certa idea... Sì, più contemporanea e poi anche, come dire, anche di collocazione sociale, forse. In questo senso Tommaseo è un moderato. Poi certo non lo è nel linguaggio, non lo è nello stile e non lo è, diciamo, da un punto di vista, potremmo dire, come possiamo dire,
sociologico, nel senso che la sua insistenza sul tema del popolo, di quella che noi chiameremo la nazionalizzazione delle masse, perché è questo che in qualche modo Tommaseo dice, la nazione nasce soltanto se la nazione consente, ma la nazione in senso largo, è il grande tema che lui propone, e questo certamente è una sensibilità che gli altri che si autodefiniscono moderati non hanno, lui ce l'ha. Però ecco, è importante capire che in termini di lessico politico lui per molti aspetti rientra nella categoria dei moderati, se lo andiamo a collocare nel dibattito italiano di quegli anni lì, nel senso che ho detto. Poi certo è socialmente avanzato, non so come possiamo definirla, ha a cuore questo problema. Prima il voto alle donne, certo. Le donne non solo come elettrici, ma anche come elette. Certo, sì, una cosa italiana sia una cosa strepitosamente avanzata, però d'altra parte, perché è proprio un'altra strada. Io, insomma, sempre nel presente e nell'avvenire, a un certo punto c'è una frase che è pazzesca, perché lui dice, le tradizioni sono gli istinti dell'animale ragionevole. Ora questa è una frase che Edmund Burke, tutta la tradizione anglosassone, sottoscriverebbe 20.000 volte. Questi vengono da una cultura tradizionalistica, ma l'accoppiano con un'idea forte di incivilimento e di progresso, di cui è lievito il cristianesimo per questa posizione qui. Quindi sono molto complessi, no? Sì. Il rifiuto dell'alleanza tra il trono e l'altare accomuna il radicalismo di Tommaseo a quello di Manzoni. Veniva citato, no? Quel che il popolo ha unito e i colti non dividano, e Tommaseo parla del diritto divino dei popoli, con palese allusione alla vecchia teoria del diritto divino dei monarchi, insomma, no? Il diritto divino dei popoli, siamo sempre in quest'ambito qui. Bene, si potrebbe continuare a lungo, ma dalla tavola, anche da una tavola rotonda, questa veramente rettangolare, ci si alza con un po' di appetito, non solo dalla tavola letterale. E quindi penso che non volevamo dare fondo ai problemi dell'universo, ma cercare di sollevare qualche domanda un po' diversa da quelle correnti, che corrono nei manuali e anche negli studi specializzati. Quindi 2 o 3 di noi hanno detto non siamo specialisti, ben vengano i non specialisti che abbiano idee e cultura. Va bene, allora siamo tutti presenti, sono invitati a pranzo e poi si riprende alle 15:30. Grazie. Bisognava chiudere, credo, no?